Questa è la seconda pizza del menù degustazione. Questa è una di quelle due pizze che non potrete ordinare separatamente dal menù degustazione. Abbiamo scelto di reinterpretare un piatto della tradizione lucana, un cucinid viene definito a Melfi, ovvero abbiamo una minestra di cardi dove all'interno si cucinava un po' di salsiccia pezzente e si chiudeva con un uovo stracciato. Chiaramente l'uovo stracciato era più difficile da realizzare, abbiamo scelto di lavorare con del cardo cotto, praticamente leggermente sbollentato, lo posizioniamo sulla pizza, andiamo in forno insieme alle polpettine di salsiccia pezzente che vengono leggermente cotte prima e chiudiamo con un uovo che viene cotto, solo il suo tuorlo chiaramente, che viene cotto al forno a 85 gradi sotto sale, così per avere anche il sentore dell'uovo e completare questo piatto. E buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea, rieccoci con un'altra puntata di Alma Culturas, stavolta siamo alla numero 123 ed ospite con noi oggi è la poetessa autrice Clelia Moscariello. Benvenuta Clelia, ciao! Ciao Angela e un saluto a tutti coloro che assisteranno a questa puntata. Grazie, benvenuta tra noi ed ecco anche già proiettata l'opera di cui si parlerà oggi, Fuoco Sacro, che è proprio una delle tue ultime uscite, questa qui che ce l'ho anch'io. Fuoco Sacro è una silloge poetica che è stata anche tra l'altro presentata di recente e che ha riscosso grande successo. Edito PAV Edizioni. E diciamo che questo fuoco sacro è un po' in un certo senso la metafora di te stessa, del tuo sentire poetico soprattutto, ma anche personale, filosofico, insomma un po' possiamo dire a 360 gradi un po' quella che sei tu, l'essenza di Clelia. Clelia corrisponde in un certo senso al fuoco sacro e anche un po' se stessa, no? Con le sue passioni, le sue virtù, i suoi valori, è quello che emerge leggendo appunto le tue poesie. Ovviamente durante questa diretta vi aspettiamo numerosi con i commenti, con le domande che avremo piacere appunto di leggere. Intanto però diamo proprio la parola a Clelia che si presenta, è la prima volta che sei qui con noi Officina Mediterranea. Esatto. E quindi un po' raccontaci di te, qual è il tuo fuoco sacro in generale, ecco, poi andiamo più nello specifico con le poesie. Allora, cos'è il fuoco sacro? Fuoco sacro credo che sia l'essenza contenuta in ognuno di noi, quell'essenza sacra, primordiale, senza la quale ognuno di noi non potrebbe essere distinguibile da un altro. Quindi fuoco sacro, se vogliamo, sono io, ma sei anche tu, Angela, diciamo nella nostra essenza, no? È quello che ci contraddistingue e che ci rende diversi, ma fondamentalmente unici. Io ho intitolato questa raccolta con questo titolo perché è come se fossi voluta tornare, non dico alle origini, ma proprio alla radice primordiale della nostra essenza, perché poi è quella molte volte che dà un senso a tutto il resto e che illumina tutto. Molte volte noi ci soffermiamo sui dettagli delle situazioni della nostra esistenza, delle persone, però a volte poi dimentichiamo che proprio quello che abbiamo dentro a dare un colore e una sfumatura diversa a tutto ciò che ci circonda. E il nostro sguardo che
cambia la prospettiva e che cambia la nostra esistenza, e quindi il nostro sguardo ritengo che sia la cosa più importante. Diciamo un po' anche il modo, non solo come ci vedono gli altri, ma come principalmente siamo noi quello Esatto. che vogliamo essere, anche perché alla fine, come dici anche qua nel retrocopertina, quanta è luce emani, quanto non ti importa più nulla del mondo e dei suoi sporchi affari, quanto biancore e quanta purezza acquista la tua aura quando non ti interessa più degli obiettivi. Tu abbagli solo quando decidi di restare te stessa, insieme alle tue schegge impazzite di poesia selvaggia. Ecco, qui apriamo degli scenari veramente diciamo molto, molto importanti in un certo senso, perché anche sulla natura, alla fine noi, la nostra natura è quello che siamo noi, non quello che sembriamo agli occhi degli altri. Un po' pirandelliana in un certo senso questa tua... Esatto. Sì. Beh, Pirandello è stato uno dei nostri autori più prolifici, ma soprattutto più importanti dal punto di vista anche, ecco, filosofico, concettuale del Novecento, ma in realtà è stato un grande artista che, diciamo, lui ha scandagliato bene il tema della maschera, no? Oggigiorno noi, diciamo, siamo più avvezzi siamo più esperti di una certa conoscenza psicologica, però diciamo che poi il senso è rimasto quello. Diciamo che la nostra natura a volte poi esula da come ci vedono gli altri, nel senso che, ecco, va al di là poi ovviamente noi nella vita di tutti i giorni, anche senza essere per forza di cose attori o interpreti, siamo costretti a recitare comunque un ruolo. Questo in sostanza diceva Pirandello, e tu giustamente l'uno, nessuno e 100.000 alla fine, ecco. Quindi secondo te questa, diciamo, questa dinamica filosofica, che poi alla fine è una filosofia di vita, parliamoci chiaro, che lui si rifà anche all'esistenzialismo delle correnti del Novecento, quindi c'è tutto questo filo, no? Dell'essere, non essere, eccetera. E quindi, diciamo, tutto questo può diventare anche poesia, può anche diventare un argomento di poesia per far riflettere in una società in cui purtroppo l'apparenza conta più dell'essere. Quindi, diciamo, in un certo senso il tuo fuoco sacro è un pugno nello stomaco per chi ovviamente, diciamo, vive di apparenza. Ecco, diciamo assolutamente. Così. Allora, non dimentichiamoci che Pirandello, ecco, continuando sull'onda di Pirandelliana, Pirandello è stato anche contemporaneo di Freud, no? Sì. E quindi è da lì che poi è nata tutta questa passione nei confronti dell'analisi dell'animo umano. Tu hai detto bene, perché effettivamente io cerco un po' di andare sempre al sodo, ecco, e da rifugire dall'apparenza. Per carità, l'apparenza è giusto che ci sia. Io sono un amante dell'estetica, quindi ecco, non vuol dire per forza di cose trascurare il lato corporeo e abbandonarlo, no? Ha la sua importanza, però ritengo che non debba essere confusa con la sostanza. Bisogna dare dei contenuti, esatto, ecco. Bisogna dare dei contenuti. L'identificazione invece con tutto ciò che è fuori del dentro, quello può diventare un problema, assolutamente. Esatto, Clelia, infatti io ho notato che ci sono diciamo molte spinte delle correnti filosofiche del Novecento in questa tua silloge. C'è Jean-Paul Sartre, c'è Heidegger, quindi c'è proprio, ho notato molta filosofia del Novecento. Diciamo, questa forse in un certo senso sono le tue correnti preferite? Allora, io diciamo che devo andare ancora un po' più lontano, perché i miei autori preferiti, quelli almeno che mi hanno ispirata inizialmente, sono i bohemien, quindi i poeti, cosiddetti poeti maledetti, no? Soprattutto quelli francesi, però diciamo che poi ci sono stati tanti altri poeti maledetti nella storia della letteratura e della poesia, anche successivi a quell'epoca. Cioè, ti parlo, oltre a Baudelaire, oltre a Rimbaud, io sono un amante anche di altri poeti meno conosciuti, ma anche altri successivi che non appartengono a quella corrente, ma che comunque per me sono un po' maledetti, tipo Sylvia Plath, che è americana e che è venuta molto dopo, oppure la stessa Alda Merini,
cioè, ci sono tanti poeti che comunque, ecco, sono andati poi oltre l'apparenza e sono stati un po' trasgressivi nel modo di essere. Io mi rifaccio a loro non necessariamente volendoli imitare, anche perché sarebbe impossibile, sarebbe una lotta persa, ma diciamo che quello che mi ha, quello che mi ha ispirata verso e mi ha avvicinata alla poesia sono state le parole di Baudelaire, che parlava, no, nelle sue poesie di immondizia, di clochard, di prostitute, e le sue parole non avevano niente di edulcorato o delle parole sole, cuore e amore, ma comunque sia la sua è stata una delle più grandi poesie, proprio per questo, proprio perché ha osato, ecco, narrare quegli scenari di cui nessuno aveva mai voluto parlare. E visto che citi Baudelaire, viene in mente anche la famosa poesia L'Albatros, nella quale appunto il poeta è come l'albatro che viene preso in giro dai marinai. Quindi tu come poetessa ti rivedi in questa immagine? Le tue parole, che a volte possono sembrare profetiche, no? Le tue parole vengono spesso anche, tra virgolette, derise o del tutto inascoltate? Ti senti a volte, diciamo così, non capita, incompresa? Diciamo che non mi piacciono le etichette e quindi tendo a calarmi poco nel ruolo della poetessa. Io non amo definirmi tale perché, ma in realtà non perché non mi piaccia la poesia, anzi, ma perché secondo me poi appunto restano solamente etichette. C'è qualcuno che ogni tanto, quando dico qualche parolaccia, te lo confesso, Angela, dato che stiamo parlando solamente di te, mi dice: tu saresti la poetessa? E io gli rispondo: beh, oltre, cioè, io non ho mai parlato poi di cielo, di mare, solamente e di sole, cuore e amore, no? Quindi ho parlato anche di altro e quindi per me non è una contraddizione anche dire al momento giusto delle parolacce, se rendono bene l'idea in quel discorso. Come il dialetto che fortifica il Come il concetto. dialetto, esatto. Quindi per me Esatto. poetessa non ha, ecco, per questo, per rispondere alla tua domanda, non ha un valore aulico. Io sono Esatto. poetessa, ma so fare anche altro e so anche dire le parolacce in determinati momenti e mi piace dirle. Allora, intanto arrivano delle domande, qui 3 commenti, arrivano anche dei saluti che ricambiamo. Grazie Grazie. a tutti coloro che si stanno collegando e ci porgono infatti i loro saluti. E per rispondere a una domanda su che cosa è il fuoco sacro, io leggerei da pagina 68 proprio la poesia che prende diciamo il titolo a tutta la raccolta. Già una prima parte l'avevo letta. Tu abbagli solo quando decidi di restare te stessa, insieme alle tue schegge impazzite di poesia selvaggia, senza la banalità delle buone maniere. Ecco perché tu parlavi infatti del discorso, se da dire una parolaccia la dico, ecco, senza quei maledetti così esse vi pare, che ci hanno insegnato per non dispiacere, senza la giravolta infernale ridondante di filtri compiacenti e di meccanismi seduttivi, senza l'ansia da prestazione di ottenere quel determinato risultato, senza la noia del galateo, senza il trucco e senza nemmeno l'inganno, senza tutta quella zavorra che ci si trascina insieme alla voglia di piacere, perché quando ti si spegne la luce negli occhi non esistono dei che possono illuminarti l'anima di nuovo, perché se un Dio esiste, quello si trova proprio nello scintillio dei tuoi occhi. Si posa sulla smorfia delle tue labbra contorse senza nessuna intenzione di accondiscere. Dentro il tuo sguardo perso senza la consapevolezza di essere osservata, senza regole, senza suggerimenti e senza indicazioni, ma soprattutto senza aver seguito nessun consiglio. Lì ci sei tu, senza dar conto a nessuno, libera, fiera, selvatica, amazzone, quanto ribella regina. Sappi che tu sei dentro tutti i no che dici, sei tu solo nei moti eversivi della coscienza, come nelle rivolte magiche ed energiche del tuo subconscio. Solamente lì sei davvero tu e non invece tutto attorno. Tu non ci sei nei fari accecanti ma ciechi di questa metropoli ottusa che avanza nella nebbia senza voler conoscere la verità e il suo chiarore, senza voler scorgere la poesia tra i passanti, senza provare a scovare la bellezza agli angoli dei marciapiedi, città che persevera presuntuosa a chiamare regno il suo torpore.
e tu non lasciarti sopraffare dal suo fango. Non devi farti vincere dai suoi silenzi torbidi. È questo un mondo grigio e informe quanto infame, e tu non devi diventare uguale a loro, perché sarebbe sì sacrilegio non ascoltare la tua essenza, perché tu sei fuoco sacro. Allora accendi la tua scintilla e lasciala brillare, lasciala splendere ancora e poi sempre. Grazie. Prego. Sì, giusto perché qualcuno diceva appunto qual è una domanda sulla tua scintilla, da dove nasce, e quindi un po' se puoi raccontarci appunto di questa scintilla che ti ha spinto appunto a scrivere questi versi. In che modo fragilità e forza dialogano nelle tue poesie? Questa è un'altra delle domande. Dunque, cosa mi ha spinto? Io credo che a volte noi abbiamo una sorta di chiamata, no? Ecco, a scrivere, a mettere nero su bianco, quindi non lo saprei descrivere. Probabilmente ognuno di noi è portato di più per qualcosa e io, ecco, semplicemente gli do voce. Cerco di dargli voce nella maniera migliore, insomma, nel mio piccolo. Per quanto riguarda, ecco, il dialogo interiore tra forza e fragilità, bella domanda. Io credo di aver avuto e di averle ancora delle fragilità, però sono anche molto forte e sono una persona che ho scoperto nel tempo che cerca ogni volta di porsi degli obiettivi e soprattutto di infrangere i propri limiti, quelli che ritiene che siano in un determinato momento i propri limiti. Quindi diciamo che c'è una sfida continua con i miei limiti e con la voglia di oltrepassarli. Questo almeno, diciamo, è accaduto finora. Allora, c'era anche un'altra domanda su cosa c'è di autobiografico in questi versi. C'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di autobiografico nei testi? Che poi comunque Clelia non ha scritto solo questo, ma ci sono anche altre raccolte. Allora, assolutamente Angela, i testi, ringrazio chi ha fatto la domanda innanzitutto. I testi sono autobiografici, non tutti, però diciamo che anche in quelli che non lo sono direttamente c'è comunque una parte di me, perché io poi se devo dire, ecco, non fare quello o fai quello, lo dico perché, come lo direi, ecco, come lo consiglierei ad una mia amica, perché chi legge, il lettore ideale, è come se fosse, come se io lo immaginassi come un fratello, una sorella, una persona a cui voglio bene, ecco, quindi comunque c'è una parte di me, anche se non descrivo direttamente nei dettagli tutto quelli che sono, tutto quello che è la mia routine o quello è stata, comunque sia c'è una parte di me in ogni verso, in ogni poesia. Bene, salutiamo anche altri che si sono collegati nel frattempo, tra cui anche Milena Bonvissuto, che anche lei è un'autrice e che è stata ospite qui da noi ad Alma Culturas. E salutiamo anche altri, Lorenzo Cristallo, insomma altri amici che sono venuti quelli che ovviamente conosciamo io e la Clelia, ma tanti altri che salutiamo anche se non vi citiamo perché passate velocemente nei commenti. C'era anche un'altra domanda che era passata poc'anzi, mi era un po' sfuggita. Ecco qua, quali immagini o simboli ricorrono più spesso e perché? Poi dopo ti chiedo di un'immagine che ho trovato su una di queste poesie. Intanto rispondi a questa, delle immagini dei simboli Sì, che ricorrono spesso. allora, le immagini a cui ricorro più spesso, vabbè, innanzitutto mi dicono spesso che la mia poesia è inconfondibilmente femminile. Io poi, ovviamente, non leggendola, io dall'esterno non lo posso dire, però è una cosa che mi dicono. E quindi le immagini che ricorrono più spesso, credo che siano anche quelle del mondo comunque femminile. Quindi i fiori ricorrono spesso nelle mie raccolte, anche come simboli, la luna, il sole. Diciamo che per me anche gli elementi naturali hanno una funzione, ecco, non solo di scenario di ciò che poi accade al nostro interno, ma hanno una funzione metaforica, come se a volte impersonassero un po' i nostri sentimenti interiori, no? Quindi ci sono tanti simboli, ecco, che io poi nomino, però uno di questi è sicuramente il fuoco. Parlo spesso di anima, di spiritualità, quindi la farfalla c'è spesso perché è uno dei simboli che amo e che credo anche che mi porti fortuna.
Sono un po', insomma, sì. Allora, qui ci chiedono anche com'è cambiata la tua voce poetica rispetto ai tuoi lavori precedenti. Beh, Se è cambiata, poi magari è la stessa cifra letteraria, linguistica, stilistica. allora, io mi sto ritrovando a rieditare un mio testo di 15 anni fa. L'ho fatto proprio in questi giorni perché deve avere un'altra pubblicazione. Mi sono resa conto che in effetti sì, ci sono delle limature, scrivevo in maniera diversa, ma soprattutto per quanto riguarda il vocabolario, per quanto riguarda la punteggiatura. Però in sostanza poi sono sempre io, nel senso che ecco, se ti dovessi dire che poi sono andata in una direzione rispetto a quella che pensavo prima, no, non me lo pongo il problema poi di un obiettivo preciso, io cerco comunque di rispettare più che un obiettivo di marketing, cerco di dare voce, ecco, comunque alle mie emozioni. E poi il senso, quello lo trovo, lo si trova dopo, no? E quindi sicuramente però ogni raccolta rispecchia la me di quel periodo, questo assolutamente, perché ci ho fatto caso questo, quindi ci sono raccolte un po' più noir, raccolte un po' più vivide, questo sì, in base ai periodi. Battiti, per esempio, che è una raccolta di qualche anno fa, parla essenzialmente di amore in tutte le sfaccettature, perché era un periodo appunto che io vivevo un amore tormentato. Quindi questo sicuramente. Fuoco Sacro diciamo che parla più del rapporto con la propria essenza e quindi sono tornata appunto all'origine. Allora, io vorrei anche farti conoscere non solo come autrice e poetessa, ma anche come curatrice di libri, perché sappiamo che hai anche una tua professione, sei molto brava in questo, che è quella appunto di occuparti in una collana editoriale, ecco, sei anche Sì, direttrice di collana editoriale, e tra sì, l'altro ti occupi di editing, come appena citato, e insomma aiuti anche altri autori sì, a far sì, emergere il bello di se stessi, no? sì, sì. Quindi, come sei arrivata a questo ruolo di curatrice? Sei stata prima poetessa e poi curatrice o viceversa? No, sono stata prima poetessa e poi frequentando comunque l'ambiente, dovendo editare spesso i miei libri, aiutando altri, a volte a carattere amicale, a correggerli, a rivederli, ho cominciato a capire di avere la passione per questo campo. E quindi da cosa è nata cosa? A me piace tutta la scrittura, penso che tu mi possa capire, Angela, Sì, 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 perché anche assolutamente. quella di tipo giornalistico, insomma, diciamo che anche, vedo anche tu, insomma, noi siamo in parecchi ambiti, ecco, tutti appartenenti comunque alla scrittura. Quindi ho esplorato, ecco, i vari campi collaterali alla scrittura, però io ho iniziato prima a scrivere dal punto di vista creativo, rispondendo alla tua domanda, e poi sono entrata in questo settore come addetta ai lavori, proprio per aiutare persone, ecco, aiutandoli anche con il mio sguardo, oltre che da addetta ai lavori, anche da autrice, ovviamente. Allora, qui arrivano altre domande, proprio siamo proprio bombardate in un certo senso. Una poetica che dà voce ad emozioni e sentimenti con uno stile contemporaneo arguto e coinvolgente. Ecco, questo è un commento. Grazie. Prima di questo c'era un'altra domanda: che ruolo ha la spiritualità nella tua scrittura? Beh, sì, Bellissime qui abbiamo domande. momenti di Allora, non spiritualità in ricordo prima questo chi l'ha libro. fatta la domanda di prima, prima di Raffaele Tinto, la domanda precedente. Aspetta, che me la son persa, mi sa. Se Donato, ecco qua come è cambiata. No, questa l'avevamo già risposta, questa della voce poetica rispetto ai lavori Sì. precedenti. Quali immagini e simboli? Questa anche, ce l'hai detta. No, volevo sapere la persona perché la volevo ringraziare, solamente per questo, scusami Quanto della... c'è di autobiografico, ringraziamo Tiziana Gentile anche per questa domanda. Stefano Amato, in che modo fragilità e No, ma forza vabbè, dentro di... dai, poi dopo magari vedo, non ti voglio far perdere Sì, tempo. sì, no, esatto. Poi ovviamente alla fine della diretta, se magari c'è sfuggito Certo, qualcosa, Clelia andrà direttamente a rispondere poi ognuno nei sì. commenti. Quindi potete anche contattarla perché lei è presente nei social con un suo profilo Allora, Facebook. sì, sì, ringrazio la persona, ecco qua, Gabri Gallo, che tipo di spiritualità? Dunque, la spiritualità, che ruolo ha avuto nella mia raccolta? Ruolo
principale perché fuoco sacro parla proprio di spiritualità, di essenza, di anima, di quello che c'è dentro di noi, non di quello che c'è fuori. Quindi parla dell'importanza di valorizzare proprio la nostra spiritualità, perché io sono fermamente convinta di questo e con spiritualità, attenzione, io non intendo assolutamente parlare di religione, non perché io non sia credente, ma perché per me la spiritualità ha un valore superiore e non ritengo necessario per forza di cose credere in un Dio specifico, ma ritengo invece importante credere, non dico nell'anima, perché alcune persone sono bravissime persone, non ci credono e va bene così, ma proprio nell'importanza di quello che si ha dentro, quindi dell'etica, dei valori. Ok? Quindi ecco, per spiritualità io non intendo assolutamente parlare, non va confusa con la religione, però è molto importante. Che tipo di lettore hai immaginato? Mi chiede Giacomo Tortorella, mentre costruivo questa raccolta. Io non mi pongo il problema del lettore perché fortunatamente io sono seguita da persone che mi leggono spontaneamente e mi vogliono bene per quella che sono e non me lo pongo prima il problema di costruire il lettore tipo. Sicuramente però, ecco, con il senno di poi, una volta che sarà pubblicata la raccolta, io ho immaginato che la persona che potesse essere interessata fosse sicuramente una persona, ecco, amante di discorsi sull'interiorità, quindi amante altrettanto dei discorsi sulla spiritualità. Una persona prima mi ha chiesto qual era la poesia che mi ha messo più a dura prova nella stesura. Guarda, caro Matteo, credo che sia stata forse qualche fuoco sacro perché è bella lunga e articolata e dà il titolo alla raccolta, quindi è quella che mi ha messo più alla prova, una di quelle. Però in generale diciamo che io scrivo di pancia e poi semmai rivedo, non sono nessuna in realtà mi mette alla prova, perché poi se non volessi insomma non scriverei, ecco. Tra l'altro io vorrei Belle farti i domande, complimenti, grazie. vorrei farti i complimenti anche per come l'hai scritta, perché è lunga, bella lunga, non c'è neanche un punto, non dividi le strofe come fanno gli altri poeti, cioè è molto particolare il suo stile, non divide le strofe, a volte sembra di leggere una lettera, diciamo, più che una poesia, però veramente ci vuole una bella forza di polmoni per declamarla. È vero, infatti io l'ho letta un anno fa ad un reading, guarda, ti giuro stavo sgolando, cioè stavo collassando alla fine. Dai, forse me la son cavata, dai. Bene, cosa speri rimanga nel cuore di chi chiude l'ultima pagina? Bellissima questa domanda. Bellissima. Un senso di pienezza, vorrei che fosse insieme ad altre cose un nutrimento. Monica, che carina. Anche questa di Monica, che bella. Bella, Sì, credo proprio di assolutamente sì. rispondo a Monica. Sì, la scrittura ha un valore terapeutico, catartico e a me è servita tanto, ma non l'ho fatta solamente per uno scopo personale perché io ho pensato da subito come se fosse stata una mia missione, ecco, forse un po' con un delirio di onnipotenza, però ho voluto crederci in questa cosa, di voler condividere per aiutare altre persone che magari intercettando, no, ecco, quelle mie emozioni potevano sintonizzarsi e sentirmi vicina e quindi aiutare loro in un altro cammino, anche se in quel momento non ci conoscevamo. E così vi devo dire che è successo. Infatti ho ricevuto tante poi lettere da parte di persone che non erano persone, diciamo, da me conosciute, che poi questo ho capito che dopo si è realizzato, perché queste persone, senza saperlo, leggendomi, sono state aiutate nei loro momenti particolari che mi hanno confidato dopo. Quindi io Posso sono dirti che arriva, la tua poesia arriva, nel senso che un po' ti dico il paragone, mi è sembrato di leggere Il guerriero della luce. Non so se tu hai avuto modo di leggerla quest'opera, veramente a me è arrivato proprio allo stesso modo, in un certo senso, perché è molto di autoaiuto. Alcuni versi sono di autoaiuto e poi tra l'altro ho sentito molto quella diciamo così, quella motivazione, quella forza interiore. E veramente nei momenti in cui noi siamo al buio dobbiamo effettivamente accendere questo fuoco sacro che a volte sembra spento dentro di noi, ma nella realtà
a volte è soltanto un momento e poi riparte la scintilla. Pensa che mi ha scritto un anno dopo, svariati anni dopo che avevo scritto dei libri, una persona che aveva trovato il coraggio di operarsi al cuore e che non ce l'aveva avuto fino a quel momento, aveva letto il mio libro e aveva trovato il coraggio, e un'altra, tutte e due donne, gli episodi che mi ricordo maggiormente, che aveva passato tutto un momento di depressione e che aveva superato proprio grazie al mio libro. Ma sono stati proprio dei commenti spontanei, ecco, che mi sono stati recapitati da persone che non conoscevo prima di allora. E quindi, ecco, queste sono cose che poi ti danno la forza. Io non lo so, non credo che sia solo merito della mia scrittura, e sono convinta di questo, non lo dico per falsa modestia. Io credo che quando fai qualcosa con il cuore, detto in altri modi, con una buona energia, perché lo vuoi fare e perché lo senti, e non lo fai solamente per egoismo o per individualismo, la gente lo sente. A chi deve arrivare arriva. Sono d'accordo con te su questo. Allora, Clelia, noi siamo andate molto avanti con i tempi, siamo proprio sui 32 minuti, cioè proprio neanche ci siamo accorte del tempo che passava. Questa è una cosa anche molto bella, perché ci hanno tenuto compagnia veramente tante persone. Siamo alle ultime domande, vorrei chiederti, ci sono altri progetti oltre Fuoco Sacro? Hai parlato poc'anzi di un testo che stai editando, puoi magari dirci, così senza troppi Sì, il mio spoiler? primo libro, L'ultima notte da Falena, uscirà stavolta per la PAV Edizioni, ripubblicato dopo ben 15 anni, se non 16. Sì. Ah, ecco, quindi diciamo hai riacquisito i diritti di questo libro, oppure, cioè, come, se vuoi Sì, parlarne? sì, diciamo, non c'è il problema dei diritti, tutto ok, uscirà di nuovo per la PAV Edizioni, in una seconda ripubblicazione. È una seconda ripubblicazione, quindi cambierà la copertina, cambierà Certo, tutto, certo. diciamo, ecco, Prima quindi che sì. chiudiamo, un secondo, io voglio ringraziare di cuore te, Angela Caputo, e tu lo sai che poi noi ci sentiamo al di là, c'è un bellissimo Esatto, rapporto tra di noi. sì. E poi voglio ringraziare anche il regista della trasmissione, Donato Rinaldi, che è una persona fantastica, anche lui molto disponibile. Quindi grazie a entrambi, veramente, per l'ospitalità, ci tenevo a dirlo prima della chiusura. Grazie a te veramente che sei stata con noi, spero che ritornerai. Volevo anche farti un'altra domanda, se puoi dire magari a chi ci sta seguendo dove può contattarti ed eventualmente dove può acquistare questo libro, su che canali è possibile ritrovarlo, ecco, così ci dai Allora, qualche indicazione. subito. Allora, potete contattarmi sul mio profilo Facebook, LinkedIn, Instagram, Clelia Moscariello, giornalista. Questo è l'account Instagram. LinkedIn sì, dovrebbe essere uguale. E invece per la seconda domanda che mi hai fatto, scusami. E dove è possibile acquistare il libro? Acquistare il libro, sì. Il libro lo potete acquistare in tutti i rivenditori digitali, ma non solo, nel senso che, a parte sul sito della casa editrice, su Amazon, su tutti i rivenditori digitali online, ma anche nelle librerie fisiche, ordinandolo. Quindi ecco, anche se non lo trovate in una libreria fisica, basta prenotarlo, ordinarlo e vi arriverà. Poi se hanno delle difficoltà possono anche contattarti Possono personalmente in contattarmi privato, tranquillamente. esatto. Che poi è anche un Ovviamente piacere, scordato il sito della seguire Clelia sui social, perché veramente lei gestisce anche delle pagine, inserisce sempre poesie, contenuti, quindi è veramente un piacere leggerla e condividere tanto quello che lei scrive. Vi assicuro che vi terrà ben in compagnia durante le vostre giornate, perché è anche molto solo attiva. una cosa, un saluto allo staff della PAV Edizioni, perché sono persone fantastiche e io non smetterò mai di dirlo questo. Bene, Ciao, quindi allora salutiamo anche la casa editrice, mi pare Aurora, se non sbaglio, sì, la signora Aurora, ecco che diciamo segue anche tanti altri autori oltre te, e quindi spero appunto che potrai ritornare con noi prossimamente, e niente, ci ha fatto tantissimo piacere averti ospite oggi pomeriggio qui. Ringraziamo anche tutti quelli che sono intervenuti nei commenti. Se diciamo ce n'è scappato qualcuno, noi arriveremo dopo la diretta a rispondervi, e sarà un piacere appunto
diciamo, interagire anche con chi eventualmente, non potendo vedere la diretta, poi la assisterà in differita. Che dire, Clelia? Noi tanto ci sentiamo in privato, quindi è stato un piacere, un grosso abbraccio e grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona serata, arrivederci. Ciao. Ci ritroviamo alla prossima puntata di Alma Culturas. Grazie, buona serata, buon sabato sera.